Il progetto Archeologia Ferita va avanti qui ad Aquileia, che ha veramente recuperato centralità, visibilità. È il terzo appuntamento, si tratta dei Volti di Palmira, una città ferita, un'umanità ferita, e grazie ad Aquileia non soltanto diventa un luogo del ricordo e della memoria, ma anche della protezione di un patrimonio di tutta l'umanità. Qui lo ricordiamo, ma allo stesso tempo possiamo vederlo, guardarlo e pensare che avrà un futuro. Assessore Torrenti, al di là dei contenuti culturali di questa importantissima mostra, oggi si segna nuovamente il passo anche di una centralità nuova per il museo nella rete nazionale dei musei nazionali. Sì, grazie anche all'apporto con la Fondazione, a questa magnifica idea del Presidente Zerardi Landi per quanto riguarda l'archeologia ferita, l'attenzione anche del Ministero sul suo Museo Nazionale di Aquileia è ovviamente aumentata e quindi ha permesso di inserire il museo fra i grandi parchi archeologici e i musei, diciamo, importanti per il Ministero, che ha poi investito circa 5 milioni di euro per il suo progressivo restauro, di cui oggi vediamo i primi esiti con la nuova biglietteria, la sala di accoglienza, quindi estremamente positivo perché ovviamente si è coniugato dei contenuti importanti, la collaborazione col territorio attraverso la Fondazione e una maggiore attenzione dal punto di vista del Ministero rispetto a un museo che effettivamente, diciamo, per dimensioni e per anche capacità e modernità non era adeguato. Oggi stiamo andando sulla strada giusta, la concessione poi alla Fondazione di tutte le aree ecologiche è un passo anche questo strategico e una maggiore collaborazione fra tutti gli enti sicuramente per i visitatori sarà importantissima. Presidente, la mostra segna la capacità della Fondazione di dare ad Aquileia un ruolo anche diplomatico nelle relazioni internazionali. Diplomatico forse è troppo dire, ma però lavorare sui temi che uniscono e lavorare mandando dei messaggi chiari e semplici all'opinione pubblica per far capire quello che Aquileia ha significato e quello che Aquileia può significare oggi e domani, credo sia una delle funzioni della Fondazione e ci stiamo lavorando con molto impegno. Tra l'altro, lavorando sul progetto Archeologia Ferita, veniamo a contatto con molti paesi in cui l'Italia ha una posizione particolarissima, è stata o è ancora il primo partner commerciale, è stata certamente con molti paesi dell'area il primo partner culturale, dunque scavando per costruire delle mostre si riscoprono dei filoni nuovi e impensati su cui continuare a fare altre cose. E questa è un'attività che si sta rivelando particolarmente ricca e fertile e continuiamo a ricevere in maniera crescente in questi ultimi mesi delle proposte di collaborazione da singoli stati o dalle istituzioni europee dell'UNESCO.